Bella raga, ciao a tutti dal Doge veneziano. La partita di oggi è un 2 vs 2. Il mio compagno è il grandissimo Piero 86, per gli amici la Piadina. I nostri avversari sono un Toast e Saburo 24, il sabladro di Shogun. Ecco il mio solito esercito, tre samurai con naginata leggermente uppati, 7 katane uppate al massimo di livello 20, Pierra non ridere, 3 cavalieri di monaci e il mio generale, che non è più spadaccino leggendario, ma è comandante leggendario. Ecco l'esercito della Piadina, Pierra 86, che è sempre troppo lungo da descrivere. L'esercito di Sabladro con i suoi arcieri buggati. Ti voglio bene, Sab. Voglio ricordare che in questa partita Piero 86 ha il generale senza fino alla morte, quindi partiamo con un handicap rispetto agli avversari. Cree ha iniziato la schermaglia con Saburo. Io invece sono pronto a lasciare e a sperimentare il nuovo generale, che è un comandante leggendario. Me l'hanno consigliato tutti perché mettendo fino alla morte tutte le unità migliorano l'attacco corpo a corpo, il morale, la difesa. Ecco Pierra che sta tentando di mandare in fuga le unità buggate di Sab. Grande Sab, sei sempre il migliore in sto gioco, lo sai. Sei il mio maestro. Io qua sto andando abbastanza bene. E il mio generale è fino alla morte. Le mie katane hanno mandato in fuga tutte le sue unità di corpo a corpo. È stata una vittoria molto tranquilla, sinceramente. E qua c'è Pierra che sta andando alla grande. Le unità di Sab stanno andando in fuga. Non ci posso credere. Il replay si è bloccato qui per l'ennesima volta. Cree comunque è riuscito a battere Sab. Io invece sono rimasto qua fermo ad aspettare e abbiamo portato a casa la vittoria. A me dispiace, ma ormai con Shogun è sempre la stessa storia. I replay o sono buggati o si bloccano. Io comunque vi ringrazio, mi dispiace per il video un po' così, alla prossima, ciao raga.